prepariamo due versioni più o meno della stessa ricetta. Il zouf, avremo la preparazione base, quindi con latte e farina di polenta, farina di mais, e avremo la versione un po' più ricca con l'aggiunta di polpa di chiuchie, di zucca. Gli ingredienti fondamentali, gli unici ingredienti, sono il latte, la farina di polenta, il burro e, per la variante, la zucca. Zucca che dobbiamo tagliare e sezionare e pulire, perché è quella che ci richiede il maggior tempo di preparazione. Quindi iniziamo preparando la zucca. Andiamo a pulire. Siccome la lesseremo, togliamo la scorza. Dovessimo invece cuocerla in forno, lasceremo la scorza. Questo è il quantitativo di zucca che per oggi utilizzeremo. Ingredienti del zouf: per ogni litro di latte che usiamo impiegheremo 100 g di farina nel caso del zouf base. Nel caso del zouf arricchito dalla zucca caliamo a 60-70 grammi la farina e aggiungiamo un centinaio di grammi di zucca. Nella pentola a pressione mettiamo un goccio d'acqua, inseriamo nel cestino per poi chiuderla e metterla sul fuoco. Versiamo il latte, la zucca nel frattempo si è cotta, peso 100 g di zucca, con una forchetta creiamo una poltiglia. Raggiunta la bollitura del latte, un momento prima aggiungiamo un po' di sale, aspettiamo ancora un momento, andiamo ad aggiungere la farina, piano piano con una frusta evitiamo di formare grumi. Passato circa un quarto d'ora da quando abbiamo versato la farina ed è arrivato il momento di aggiungere alla nostra preparazione la zucca. Mescoliamo in modo da ottenere un impasto omogeneo e lasciamo andare per un'altra quindicina di minuti. Si può vedere la differenza tra la preparazione base, quindi latte e farina, e la preparazione arricchita con la zucca. Oltre alla zucca si possono utilizzare anche le verze, i fagioli, sempre per arricchire un piatto che a quel punto però dal nome originale zouf diventa una iota che nulla ha a che fare con la iota triestina. È il momento di impiattare. Su delle fondine semplici prepariamo un fondo di latte, alla fine pronto per essere assaggiato il nostro zouf nella sua versione base, il nostro zouf arricchito con zucca.